Ciao Putei, ciao Putei. E non lo ve conta, qua assieme ai pelus che mi guarda. E ora, a fiaba di un cuo, a sé, Erane che voleva un re. Erane e anche tutti i ranocchi di altre tribù, che cominciava coloratore, e stando in equilibrio su un tocchetto di legno che galleggiava nel stagno. E dice, basta con questa repubblica, la nostra organizzazione non può funzionare bene finché anche noi altri non abbiamo un re. Ciò, noi altri cittadini che siamo i più autorevoli abbiamo deciso di mandare una richiesta a Giove che scelga per noi altri un re. E rispetteremo anche il suo desiderio, vedremo cosa che ne manda. Bravo, bravi, evviva! Siga il popolo di Erane. Tutti i cittadini del paese di Erane erano malcontenti di come che andava le robe e quindi erano molto soddisfatti nel sentire che era stata acciappata questa decisione di avere un re. E quando che Giove ha sentito gli ambasciatori di Erane, ha guardato verso il stagno e si è messo a ridere e ha promesso che avrebbe anche mandato un re. Infatti, dopo un po' di tempo, stonf, un gran tonfo nell'acqua si è sentito e era arrivato il re. E il popolo di Erane si è quasi spaventato sentendo sta roba che cascava dal cielo, che è roba mandata da Giove, che aveva fatto perfino un gran fracasso. Ma cosa che poteva essere? Tutte Erane e si stai zitte al suo posto, ne aveva neanche coraggio di fiatare. Qualcuno si era nascosta e qualche altra invece era sentata in mezzo ai venchi, in mezzo ai cani. Però dopo, un fiantino a volta, e si è fatto coraggio. Una che cominciava a venire fuori sulla riva, che altra si è messo in testa fuori dai cani, che altra ancora a guardare e dice, ma guardate, sto re che ne ha mandato Giove. E ciò non si muoveva neanche. E ora quella più coraggiosa si è avvicinata. Vieni qua, vieni a vedere. E c'è un tocchetto di legno il re. E che ne si sta a mandare? E c'è una piccola trave, piccola. E non faria paura proprio nessuno. E non sarà mia capace sto tocco di legno di mettere ordine fra di noi altri, no? Gioco qui però e 3, 4, 10 altre rane e si è venuto fuori da tutti i sobbusi dove si aveva sconto. E in poco tempo il povero re, che era un tocco di legno, si sta coperto dal popolo di rane che si saltava addosso e si divertiva con lui come che fosse un giocattolo. Ah, qua bisogna mandare un'altra ambasciata a Giove, che ha detto a Rana che aveva già per la prima. Noi altri non vogliamo sto re, vogliamo uno che sappia farsi obbedire, che sappia farsi temere e che non stia sempre a fermo come il tocco di legno. Gli ambasciatori si partì un'altra volta per andare nell'Olimpo, dove che stava Giove. Però il dio si era arrabbiato. Ah, non sei contento del buon che vi ho mandato? Va bene, penso mio a trovare uno che vi metta paura e che non potete disobbedire. E così facendo, già stando sempre sul suo trono, Giove agganciava un serpente d'acqua, una bissa praticamente, e l'ha buttata nel stagno. E il nuovo re era ben diverso dal primo. Non sta via mica fermo, mai sta fermo un minuto questo. Erane e era proprio a sua passione e appena che ne si è capita una a tiro, ha fatto un boccone in un attimo. Aiuto! Ha appena fatto in tempo di gridare a porra rana. Ma quando che altre si venivano fuori per vedere cosa che capitava, zanfete, il re nuovo ne ha mangiato un'altra e poi un'altra ancora. Giove,
perdonaci, ti domandiamo perdono a Gassiga allora il popolo dei rane che aveva capito il sbaglio che aveva fatto. Mandane qua un'altra volta il re che ho fatto di trave. Non vogliamo questo, è un re, è un serpente. Ubbidiremo che altro e non gli mancheremo più di rispetto. Troppo tardi, ha risposto Giove, che gli era sempre sdegnato ore, perché ne aveva voluto il re quello che taceva sempre. Adesso obbedì a quello cattivo e anche a Tigneveo. Potei, alla prossima.